Assessore, un importante provvedimento oggi in giunta, questa proroga che consentirà di avere dei collegamenti veloci da Udine Trieste fino a Roma Milano. Sì, l'amministrazione regionale conferma con questa delibera il proprio impegno per la mobilità sostenibile dei cittadini e quindi un rafforzamento delle direttrici più importanti verso appunto Milano e Roma con i treni veloci che diventano dei treni appunto a sostegno regionale proprio per garantire un maggior servizio lungo queste direttrici. Questo conferma le politiche delle regioni che in questi anni hanno fatto in modo di aumentare i collegamenti e avvicinare soprattutto la regione stessa al paese. Sicuramente il tema della ferrovia è un tema cruciale per la nostra regione che si ritrova appunto ad essere una regione da cui si passa per andare in Austria, per andare in Slovenia. Moltissimi sono gli interventi fatti non solo sulla questione dei contratti come abbiamo detto ma anche sulle infrastrutture, quindi sul miglioramento delle linee. Non da ultima ricordo che la prossima settimana, al 10, riapriremo la Sacile Maniago e per il prossimo anno fino a Gemona, proprio perché è necessario garantire ai nostri cittadini una possibilità di movimento sostenibile e che quindi veda il mezzo pubblico come un mezzo davvero alternativo al mezzo automobilistico privato.